adesso Cesare, tu adesso andiamo con l'analisi. Faceva ridere questa barzelletta, era raccontata bene, faceva ridere. No, vabbè, tu so che hai io non è che devo ridere per forza, perché dice se non ride. Filippo, faceva ridere queste due barzellette. Sul fatto che facesse ridere questa un po' meno della prima, però che fosse raccontata bene, certo. Voi avete mai notato una cosa molto curiosa? Quando Berlusconi parla di cose politiche, scusa Filippo, è molto noi non meno possiamo preciso che nella barzelletta. Nella barzelletta la precisione linguistica, cioè le barzellette fenomenale. sono le cose politiche che dice. No, è la parte linguisticamente, io questo non mi intendo di politica, ma è la parte linguistica più precisa che lui ha. Cioè nella barzelletta lui ha la precisione di un grande poeta. Nella esplicazione, per esempio, di un testo politico, quando tenta di spiegare gli investimenti del ponte sullo Stretto di Messina, ha un linguaggio un po' più confuso. Poi l'altra cosa fantastica sul suo linguaggio è la qualità fenomenale dell'accento brianzolo. Queste stesse barzellette, se non fossero raccontate in un puro, raffinatissimo, sofisticato, ricercato accento brianzolo, non funzionerebbe. Cioè lui è molto teatrale, cioè linguisticamente perfetto. Le prova anche, le prova. Fa una verifica, ecco, sì, per anni, soprattutto. Tu che lo conosci all'inizio. bene, dove le prove qua? Su chi poi? Per anni le ha provate insieme tu lo conosci bene, a Bebo Martinotti, sì, che è suo amico. Che è morto, tra l'altro, no, lo ricordiamo. No. Ah, non è morto. Ma no. Non è morto. A me hanno detto che era morto alla penultima barzelletta. Sì, perché con te sai che mi è difficile stare serio. No, come Martinotti. A me avevano detto io posso sbagliarmi. Per vedere se Bebo Martinotti ho sempre risata. saputo che non fosse più tra di noi, però se tu mi dici che è vivo, Bebo Martinotti. No, assolutamente sì, è vero. E tutte le domeniche allo stadio dietro ci mette magari dietro. Non è lui, però ti confondi. No, e se Bebo rideva, allora vuol dire che funzionava, perché Bebo ha una grande sensibilità proprio da questo punto di vista, ma le prova. Volevo chiedere alla nostra psicologa, la dottoressa Vignoli, cosa si nasconde dietro a un uomo che sente continuamente il bisogno di dire delle barzellette? Beh, di certo la voglia di consenso, perché non c'è niente come ridere insieme, no? Che ti dà la sensazione di azzerare la distanza, per cui se un uomo di potere, qui stiamo parlando di un uomo di potere, ma in generale quando una persona fa tante battute, intervalla sempre la comunicazione con barzellette, c'è la voglia di creare sempre un ponte tra lui e gli altri di consenso, perché chi ride con te sta dalla tua parte, come dire. Sì. Certo che se sei un uomo di potere dai anche l'illusione, creando continuamente questo modo di comunicare, di essere capace di ridere anche di te, quindi di essere anche autoironico. Poi spesso non è così, però questa è un po' l'illusione che crea. Quasi sempre nel caso di Berlusconi non è così, infatti. No, una cosa che ho notato io, non so se siete d'accordo, è che Berlusconi è famoso perché quando lui racconta, non so, ad esempio la barzelletta su un cieco, entra un cieco. No, è vero, fa delle gaffe clamorose. Quando racconta una barzelletta su uno zoppo, entra uno zoppo. Avete mai notato che non racconta mai barzellette sulla Guardia di Finanza? Hai mai notato questo? Scusa, è la verità. È la verità. Beh, ma però ha ragione la dottoressa Vignoli, secondo me, perché con la barzelletta si cerca sempre il consenso sul piano proprio della simpatia e anche di un'autoironia nel caso di Berlusconi, mi permetto di dire, perché poi la barzelletta a volte se le adatta su se stesso e prende in giro se stesso, perché in fondo in molte barzellette prende in giro se stesso per una captazio benevolenza magari, però solo così per fare una considerazione totalmente nevrotica. Vi sareste immaginati Winston Churchill nella seconda guerra mondiale che entrava nella Camera dei Comuni quando fece il famoso discorso che risollevò l'Inghilterra contro la Germania dell'Adolfo e diceva saranno lacrime e sangue se avesse raccontato la barzelletta? Lui con non è solo la barzelletta che crea il sympathos, la simpatia, spesso anche la visceralità. Allora la barzelletta è interessante perché è un tipo di visceralità diversa da quella di Winston Churchill, questo è sicuro. Infatti Berlusconi non fuma il sigaro, no? È diverso da Churchill, ha un'altra storia. Quindi possiamo dire, secondo quello che dici tu, che se l'occasione fa l'uomo ladro, la barzelletta fa l'uomo leader. Sì, esatto.
Esatto. È una cosa giusta. Sei abbastanza certo. Cioè comunque all'osteria fa leader, cioè quello che porta fuori all'osteria ha sempre vinto quello che raccontava. Però professore, in questi anni onestamente, onor del vero, nei momenti di difficoltà anche della vita del paese, come era il caso, citando lei l'esempio di Churchill, non ho mai visto raccontare barzellette. Perché Gino Bramieri non ha mai sentito l'esigenza di fondare un partito politico? Però era molto amico di Berlusconi. Lo so, ma vabbè, e se ne scambiavano anche non ha fondato Forza Gino, voglio dire, la raccontava bene e no, però scusa, io ho la mia convinzione intima che molti ridono alle barzellette di Berlusconi anche per piaggeria, perché insomma cioè, diciamoci la verità, molte barzellette sono strasentite di quelle che racconta. Dai Cesare, tu puoi dirlo questo? Ma alcuni sì, per chi frequenta frequenta persone che raccontano spesso barzellette, per esempio nel mondo dello spettacolo, evidentemente ce ne sono molti che le raccontano. Non cercare di salvarlo tutte le volte, di che ne racconta spesso già sentite. Beh, qualche volta certo sono già sentite. Ma parecchie volte. No, adesso. No, io trovo di no. Beh, l'ultima carina che mi ha detto, l'ultima che mi ha fatto venire fa, hai visto? Ma secondo te questi capelli sono i miei oppure no? E io ho guardato e ho detto, dottore, onestamente, qualcuno sì, qualcuno no. Sbagliato, perché anche gli altri li ho comprati tutti con i miei soldi, quindi sono miei. Io l'ho trovata divertente. Questa è divertente. L'ho trovato, devo dirti, è sua, non è mia. L'ho trovato divertente. Comunque noi abbiamo fatto una ricerchina, siamo andati a Palazzo Madama e con una barzelletta di Berlusconi abbiamo testato una barzelletta di Berlusconi e vediamo quanto ridono esattamente sia a destra che a sinistra. Vediamoci questo film. Un poliziotto di quartiere trova un pinguino e dove lo porta? Lo porta in questura e il questore gli dice: scusa, ma lo porti qui con tutto il lavoro che abbiamo da fare? Ma portalo allo zoo. Si perdono le tracce di questo poliziotto di quartiere durante tutta la giornata. Il questore alla sera va in giro a cercarlo, lo trova in centro con la mano sulla spalla del pinguino. Dice: ma non l'hai portato allo zoo? Dice: sì, gliel'ho fatta vedere stamattina, adesso pensavo di portarlo un po' al cinema. Questa barzelletta di Berlusconi fa ridere, proviamo a raccontarla ai parlamentari. E dice: scusa, ma che ci fai qui? Non dovevi portarlo allo zoo? E lui: ma l'ho portato stamattina, adesso pensavo di portarlo al cinema. È vecchiotta, girava quando ero alle elementari, però è sempre carina. Ma io penso fosse una storia vera, una barzelletta. Un poliziotto di quartiere trova un pinguino e lo porta in questura. Va bene così? Questa però è vecchia. Bisogna ridere. È finita. Mi fa tanto ridere. E lui: ma io già l'ho portato stamattina allo zoo, adesso pensavo di portarlo al cinema. C'è da ridere? È proprio simpatico questa storia. È carina, non è particolarmente divertente, però è carina. Il Senato dunque boccia senza appello il Berlusconi barzellettiere. Senza sapere che la sorella era sua, hanno riso. Casa delle Libertà 37%, Unione 12%. Il senatore Latorre invece non l'ha proprio capita. Chi l'ha raccontata questa barzelletta? Secondo me l'ha raccontata Berlusconi. Bene. Allora, noi però abbiamo chiesto, ci siamo detti, noi abbiamo Berlusconi come rappresentante italiano che racconta le barzellette, pare malamente, diciamoci la verità. Noi però abbiamo voluto capire se anche all'estero i grandi capi di Stato, i grandi leader politici raccontano le barzellette. Vediamo cosa abbiamo trovato.